Vedete già questo. Tanto buongiorno a tutti voi. Allora, due comuni, uno Scorzè, l'altro Verona, ci hanno dato la loro disponibilità a verificare i loro siti utilizzando l'app Lighthouse. Per chi non lo sa, l'app Lighthouse è quella che viene utilizzata dal Ministero Innovazione, dai tecnici del Ministero Innovazione, per fare la verifica sulla congruità fra le metriche del sito e ciò che invece chiede linee guida in parte e manuale di gestione. Ovviamente i siti che mi è stato chiesto di analizzare, diciamo, non sono nella versione post bando PNRR, sarebbe un po' grave, diciamo. Sono i siti che hanno attualmente. Ora, quello che farò io non è tanto quello di dare un giudizio su quei siti, sul lavoro lontano da me, a me interessa niente questo. Quello che a me interessa in questo momento è spiegarvi quale criterio utilizzano. Quindi cercherò poi di farvi vedere, di spiegarvi cosa vogliono dire alcuni dei parametri che vengono utilizzati e ovviamente dove bisogna invece andare a parare. Il primo sito era quello di Scorzè. Quello che vi faccio vedere è il report che è stato generato da Lighthouse. Quindi partiamo dal primo punto, no? Ovviamente loro esaminano utilizzando come parametri quelli del bando PNRR, però sono quasi tutti parametri di legge oltre che di funzionamento. Allora, il primo è prima grande aggregato, è il pacchetto cittadino informato ed in particolare la velocità, vedete, la velocità e i tempi di risposta. Ora qui la valutazione del sito è molto bassa, difatti mi sono stupito anch'io, è la più bassa che ho visto fino ad ora. Perché qui qual è il criterio? Il sito per essere considerato a posto, valido, in regola, sia con le linee guida Agid che con il manuale di gestione documentale, deve avere almeno delle metriche pari o superiori a 50. Qui siamo abbondantemente sotto, quindi questo è un problema. Naturalmente in norma, lasciate stare adesso, questo è un sito che non ha ancora passato PNRR, quindi è un sito vecchio, mettiamola così, è un sito vecchio. Questo, se fossimo in un sito nuovo, oppure nei prossimi anni una valutazione sul sito che avete pubblicato, di fronte a metriche inferiori a 50, voi dovreste redigere e poi pubblicare a sua volta sul sito il piano di miglioramento del sito. Cioè non si può più lasciare un sito così, se siamo a queste metriche, bisogna pubblicare il piano di miglioramento del sito. Voi vedete che loro utilizzano queste 6 metriche. A cosa corrispondono queste metriche? Vi dico queste cose perché fateci, verificate anche i vostri, perché poi si spiega anche come poterci intervenire. Allora, vedete, First Contentful Paint. Questo viene misurato il tempo che passa quasi tutti verificano i tempi e la fruibilità, mettiamola così. E quindi il primo, che è questo First, verifica il tempo che passa da quando si comincia a caricare una pagina fino alla presenza vera e propria del contenuto, cioè del contenuto che abbiamo chiesto. Cioè fra il momento in cui noi chiediamo la fruizione di una pagina e il momento in cui noi vediamo quel contenuto
e voi vedete passano 5.2 secondi, che è tantissimo se guardate bene, e quindi viene data come una valutazione molto negativa. Poi abbiamo questo time to interactive. Questa è, anche queste, vado molto veloce su questa prima parte, sono delle metriche di avanzamento delle prestazioni web. Importante invece lo speed index. Lo speed index è quello che, diciamo così, conteggia, verifica la velocità di caricamento di una pagina web. Quanto tempo ci mette a caricarsi una pagina web. Questa metrica, lasciate stare voi come comuni, ma è particolarmente rilevante soprattutto per i siti che fanno web marketing, perché se io ci metto tanto tempo a caricare questa metrica nel mondo del web marketing, io ho già cambiato 7 volte il sito, cioè io non ho tempo di aspettare che un sito sia stato caricato per poi fare i miei acquisti, le mie cose. Cambio, vado subito da un'altra parte. Quindi lo speed index è particolarmente importante perché misura i tempi veri e propri di caricamento della pagina. Poi c'è questo total blocking time. Total blocking time è la quantità di tempo, vediamo di spiegarlo bene, attraverso la quale quelle che vengono definite le attività lunghe, quelle più superiori ai 50 microsecondi, influiscono sulla velocità di una pagina. Poi anche vi spiegano quali sono. Questo poi lo vedremo un po' più nel dettaglio. Il largest contentful paint. Questo misura il tempo che intercorre fra l'avvio del caricamento della pagina da parte di un utente e il rendering dell'immagine o di un blocco di testo più grande. Quindi con quanto tempo si caricano blocchi di testo oppure immagini. Questo dovete pensarlo soprattutto quando ci sono parti del sito dove ci sono immagini, anche la stessa home page in una qualche modo, le parti dove ci sono presentate eventi, siti, ma anche parti di sito. Pensate nei nuovi siti la parte sui luoghi. Quello è importante, nelle parti sulla valorizzazione dei luoghi, marketing territoriale, voi troverete fotografie, ne trovate tantissime, potreste trovare video, è il tempo di caricamento e quindi un sito che carica velocemente questo. Poi il cumulative layout shift è quello che valuta cioè quello che facilita il posizionamento su Google in base al tempo di caricamento delle immagini e poi anche la stabilità delle immagini che vengono pubblicate in una pagina. Quindi, come vedete, questa prima valutazione, che è quella che porta giù questo sito di Scorsese, è molto dedicata al tema dei tempi. Poi vediamo cosa potrebbe influire su questo. Vedete qui, poi vi danno le opportunità, cioè dove poter intervenire. Quindi quando hai a che fare il largest contentful paint, loro ti mettono precarica l'immagine usata dall'elemento. Attenzione, io non sono informatico, quindi per me alcune di queste osservazioni hanno diciamo così, hanno un valore fino a un certo punto. Poi chi fa questo di mestiere, che il consiglio è, quando hai questo report devi beccarti il fornitore e dargli i suggerimenti che vengono fatti per migliorare il layout. In particolare però ciò che è importante e che dipende molto anche dalla vostra attività è il tema delle immagini. Vedete, pubblica immagini in formati più recenti. Quando tu lo apri, diciamo, questa parte del report, come vedete, ti dice quali sono le immagini che sono state messe probabilmente in un formato
o con un peso che può essere ridotto. Vedete, raccolta olio alimentare esausto. La dimensione è 162.2K, però possono dirti qui tu puoi fare una riduzione a 81 e quindi dimezzi anche i tempi. Poi tu hai questo mulino Todori, e mi ricordo è una foto abbastanza pesante che loro hanno. Vedete la modalità attraverso le quali si può abbattere. La foto del municipio di Scorzè, troppo pesante, va ridotta. Teatro Helios, anche questa può essere ridotta sensibilmente. Nasce INAD, indice, ahimè, proprio su una roba bella, nasce INAD, indice nazionale dei domicili digitali, vabbè, qui si può, eccetera. Qui vedete, ve le elencano, qui varrebbe la pena di togliere le foto che attualmente esistono, ridurle, comprimerle e metterle in formato compresso. Ma nel futuro bisognerebbe dire a tutti i colleghi, soprattutto i colleghi, quelli che postano notizie, informazioni e così via, qui mi pare sia quasi tutta home page, di utilizzare foto di un peso inferiore. Cioè prima di caricare una foto, che la foto per caricarsi, se non è compressa, è una foto che porta via tempi di caricamento, no? E quindi diciamo così, di comprimere d'ora in avanti sempre di più i testi. Poi qui usa l'HTTP2 e qui ti indicano le diverse home, vedete, dove sei ancora a un protocollo HTTP 1.1. Loro ti dicono utilizza l'HTTP 2.2. Ora, anche in questo caso non penso sia un'attività, a meno che, perché questa influisce, vedete, 2.36 secondi, che è tempo sul complesso. Quindi qui si tratta, beccando il fornitore, verificando chi è il fornitore, beccando il fornitore, di andare a utilizzare il protocollo HTTP2. Vedete che sono molte queste pagine, sono proprio tante. E qui bisogna fare proprio un lavoro con il fornitore di riduzione. Vedete, 2,36 si potrebbe abbondantemente ridurre. Questa è una parte che potete risolvere direttamente o col fornitore oppure direttamente voi utilizzando, intervenendo sulle immagini. Poi vi diranno, vedete anche qua, sulla diagnostica gli elementi immagine non hanno width ed height espliciti, quindi imposta larghezza e altezza esplicite negli elementi immagine per ridurre le variazioni di layout e migliorare la metrica. Vi ricordate prima ve ne ho parlato, e anche qua ti elencano, qui sono quasi tutti i log e anche lo stesso logo di MyPortal andrebbe diciamo così, andrebbe sistemato. Qui vi danno poi una serie, però vedete sono tutti arancioni oppure bianchi, quindi vanno bene. E difatti ti danno controlli superati 20 e devi lavorare un po' di più. Il sito di Scorzè con qualche link esterno, ok. E questa è la collega di Scorzè, l'Antonella De Pico Zuane, quindi qui bisogna un po' lavorare su questo. Un po' deve lavorarci all'interno il comune, un po' va fatto un link con i colleghi di MyPortal per sistemare questi punti che sono stati calcolati. Qui invece, perché non è stato ancora attivato, hai una metrica molto bassa sul pacchetto cittadino informato, ma qui perché tu non hai attivato ancora bando PNRR. Però io qua vorrei mettervi alcuni elementi sui quali bisogna essere un po' attenti anche sul nuovo sito. Allora, coerenza dell'utilizzo dei font. I font nel nuovo sito, vedete, condizione di successo, tutti i titoli, heading e tutti i paragrafi delle pagine del sito in lingua italiana
utilizzano esclusivamente font Titilium Web, LoRa o Roboto Mono, e utilizzano e hanno come font di default modalità di verifica ricercando specifici attributi. Probabilmente il sito del comune di Scorzè non utilizza queste librerie di caratteri. Quindi nel nuovo sito, per poter passare, diciamo così, il vaglio del Ministero, bisogna chiedere di utilizzare queste 3 tipologie di font: Titilium Web, LoRa, Roboto Mono, eccetera. Attenzione, se poi Antonella volete il report, vi faccio una copia e ve lo invio, cioè niente di particolare. Poi gli elementi di interfaccia. La condizione di successo è utilizzare la libreria Bootstrap Italia in una versione uguale superiore o 2.0. Qui probabilmente, essendo una vecchia versione, non hai ancora la libreria di Bootstrap Italia. Nel nuovo sito questa deve essere assolutamente rispettata. E qui c'è un punto importante, perché voi le schede informative di servizio per il cittadino che vi ho fatto vedere scorsa volta, essendo questo un sito vecchio, vediamo, c'ho ancora una domanda. Sì, grazie, inviaci pure il report, poi te lo mando. Essendo questa una le fate vedere come devono essere fatte, no? Nelle schede informativo di servizio le voci obbligatorie e i relativi contenuti sono presenti e dove richiesto sono nell'ordine corretto. Vi faccio vedere per farvi vedere bene di che si tratta, vi faccio vedere un sito, ve lo tiro fuori in un attimo, un sito friulano, così non diamo voti in Veneto, un sito friulano che ha già passato il vaglio. Vedete, nell'area servizi andiamo ad un'assegnazione di numeri civici, a me interessa poco. Deve essere fatto così. Vedete, a chi è rivolto? Ve l'ho fatto vedere già l'altra volta, ma facciamo un po' di memento per tutti noi. È obbligatorio che debba esserci a chi è rivolto la descrizione, il come fare, il cosa serve, cosa si ottiene, quanto costa. Attenzione al tema tempi e scadenze, perché questo è il rispetto della 241. Poi accedi al servizio e il prenota appuntamento nel caso io voglia avere maggiori informazioni. Quindi se voglio avere maggiori informazioni uso questo prenota appuntamento. Poi ci sono ulteriori informazioni, la normativa costitutiva e altra normativa, tipo di avvio, istanza di parte, condizioni di servizio, qui ci sono i termini e le condizioni, chi devi contattare, qui è il titolare di potere sostitutivo, qui vengono elencate quali sono le figure, il RUP del procedimento e il RUP dell'istruttoria. Il RUP del procedimento serve ai sensi della 241 ed è quello che risponde dei famosi 30 giorni. Poi l'unità organizzativa responsabile, che sono i servizi demografici, e le diverse sedi. Quindi ufficio anagrafe elettorale affari legali, San Vito al Tagliamento. Poi qui scrivono anche cosa fa l'anagrafe, secondo me è ridondante, può anche non esserci questo. L'importante invece è che ci sia l'appuntamento e i diversi contatti. Vedete, telefono e la PEC. Argomenti, quindi tassonomia, accesso all'informazione e ovviamente di nuovo anche qui, eccetera. Quanto sono chiare le informazioni a questa pagina è la pagina che vi avevo fatto vedere nella volta scorsa, come devono essere fatte tutte, ok? Perché vedete che poi 4 e 5 sono le parti positive, da valorizzare le parti positive. Quali sono gli aspetti che hai preferito? Se voi scendete a 3 fino ad 1, a volte le indicazioni non erano chiare, a volte
questo, ricordatevi, è standard nazionale, quindi dovete chiedere al vostro fornitore questo. Poi ovviamente contatta il comune, vedete che è stato validato, perché nel footer Comune di San Vito al Tagliamento, e qui c'è il timbro finanziato dall'Unione Europea, quindi deve rispondere a tutti quei requisiti, e poi contatta il comune, leggi le FAQ, richiedi assistenza, chiama numero, di nuovo prenota appuntamento e altre azioni, eventuali segnalazioni di disservizio. Così è perfetta, cioè vi consiglierei al di là che è stata, diciamo così, validata, vale la pena di farla così, cioè la scheda servizio vale la pena di farla così. È quella standard, guardate anche il link, ma ce ne sono anche molte MyPortal che sono a posto, non preoccupatevi. Ho usato un'altra regione proprio per non, diciamo così, per fuori casa. Ok, quindi c'è coerenza dei font, libreria degli elementi di interfaccia, qui vi ho fatto vedere schede informative, qui utilizzo dei temi per i CMS sono a posto, vocabolari controllati. Ecco, vocabolari controllati è l'uso delle tassonomie per argomento. Ovviamente nel sito di Scorzè mancano le schede dei servizi, quindi la tassonomia evidentemente non è stata messa. Però ricordatevi che la tassonomia, scorsa volta non ve l'ho fatto vedere, forse oggi vi faccio vedere anche qualcosa delle tassonomie, bisogna utilizzare le tassonomie, quelle corrette. Eccole qua. Condizioni di successo, gli argomenti utilizzati appartengono alla lista indicata all'interno del documento di architettura dell'informazione del comune comunicato, la voce tassonomia argomenti. E qui ci siamo. Attenzione, voci di menu di primo livello. Questo invece è importante, perché se noi andiamo a vedere il comune di Scorzè, uno dei problemi, essendo un sito vecchio, è che vedete ha queste nel header, quindi il primo livello, ha queste 4. Ecco, questa foto Mulini sul Dese probabilmente è una pesante messa in questo modo. E quindi vedete addirittura con la possibilità di spostarsi. Queste cose che piacciono molto, però in realtà determinano tempi generali di caricamento della home page che vengono considerati lunghi nell'analisi Lightroom. Però al di là di questo, l'header è fatto su 4 voci: amministrazione, vivere, mi interessa, io sono. Queste non vanno assolutamente più bene, perché bisogna mettere amministrazione, novità, servizi e vivere il comune. Ok? Amministrazione, novità, servizi, vivere il comune. Poi voi avete la possibilità di aggiungerne altre 2 a vostro piacimento, cosa che io sconsiglio perché altrimenti l'header diventa a volte un po' un mappazzone. Loro ad esempio hanno messo qua gli eventi culturali. Questo è un errore, perché gli eventi culturali dovrebbero essere messi dentro Vivere il Comune, perché dentro Vivere il Comune hai gli eventi e i luoghi, quindi non c'è senso di mettere gli eventi culturali qui fuori. Non è irregolare, per cui il Ministero lo ha validato, sia chiaro. Il Ministero te lo valida, ma vale il ragionamento che vi ho fatto nella scorsa lezione, no? Non è detto che siccome è stato validato sia a posto e risponda a criteri di usability. Questo è un tipico esempio. Questi eventi culturali non andrebbero qui fuori, andrebbero messi dentro eventi, vedete? Quindi non va benissimo come menu di secondo, cioè come diciamo così utilizzo. Toglietelo e resti a questi 4. È ovvio che Scorzè, essendo di vecchia produzione, amministrazione risponde, ma vivere mi interessa, io sono, assolutamente non c'è, quindi va riconvertito in questo modo. Altro punto rilevante sono le voci di secondo livello. Faccio vedere quali devono essere le voci di secondo livello e perché Scorzè non è a posto.
Se noi andiamo dentro Scorzè e amministrazione, mi perdoni l'Antonella De Pico Zuane, non è una critica, sia chiaro, è vedere lo stato dell'arte e poi nel nuovo sito farlo sistemare. Vedete, amministrazione, municipio, sindaco, giunta comunale, commissioni amministrative, commissioni consigliari, consiglio comunale, statuto, uffici, atti e pubblicazioni, comitato unico di garanzia, collegio revisori, amministrazione trasparente. Nel nuovo sito non è più così, perché amministrazione, le diverse aree questo è obbligatorio, sia chiaro, questa è obbligatoria, altrimenti il Lighthouse non te la dà buona, perché basta che anche uno solo di questi non sia allineato e non ci siamo. Quindi vedete c'è aree amministrative, dove c'è la struttura amministrativa dell'ente. Eccola qua. Poi c'è questa parte documenti e dati, che è quella che voi dovreste utilizzare. Qui impropriamente loro la utilizzano come area di modulistica. In realtà dovrebbe, la mettono in primo piano, in realtà dovrebbe essere utilizzata per open data e per mettere a disposizione documenti con licenza Creative Commons. Non dovrebbe assolutamente essere, questo non va bene, non dovrebbe essere popolata, diciamo così, da modulistica. Poi enti e fondazioni dovrebbe essere la parte dedicata alle partecipate, qui è vuota, non l'hanno mai completata. Ricordatevi, ve lo ripeterò fino alla nausea, scusate, bevo un goccio d'acqua. Il sito è un costante cantiere. Questo sito ha avuto il via libera ministeriale, va bene, però attenzione, alcune parti sono vuote o alcune parti non sono compilate correttamente. Quindi voi dovete preventivare, come vi ho detto scorsa volta, un vero e proprio gruppo di lavoro che nutre costantemente il sito. Altrimenti mi avete fatto il sito bello, però in realtà io poi cerco contenuti, ma non ci siamo. Se io voglio vedere, che ne so, l'azienda fornitrice di l'azienda che si occupa di nettezza urbana e che è partecipata dal comune, io dovrei trovare quei dati, quei riferimenti, quelle cose, in realtà le dovrei trovare qui dentro, no? Qui invece vedete è totalmente disabitata. Poi questa parte, gli organi di governo, ed è la parte dove trovi le circoscrizioni, qui loro le mettono, ma se ci sono, la giunta comunale, se tu lo apri qui dentro trovi il sindaco, gli assessori, il vice sindaco, eccetera. Poi tu devi avere la parte consiglio comunale, neanche la clicco, ed eventuali commissioni consigliari. Vedete qui hanno messo le diverse commissioni. Tu apri e hai la loro composizione. Ovviamente, essendo Spinea sito di vecchia concezione, questo non c'è. Invece bisognerebbe che questo assolutamente ci fosse, perché altrimenti ci manca un pezzo. Attenzione, altro menu di secondo livello è quello inerente alle novità, perché tutte le novità, qui c'è Esplora per tutte le novità, voi vedete, le dovresti fare per categoria. Cioè qui hai un'esposizione generale, ma poi per avere la validazione del sito tu devi esporle per categoria, per avvisi, per comunicati e per notizie. Quindi attenzione, sta esondando il fiume Tagliamento, va negli avvisi, però ne hanno trovati, ma qui è anche avviso manifestazione di interesse, un avviso alla cittadinanza di esumazione ordinaria del cimitero, eccetera. Questi sono tutti gli avvisi. Poi, questa è tassonomia, poi tu hai tutti i comunicati, e questi sono vari comunicati, c'è un'ordinanza, un ristoro di danni privati, contributi finalizzati e come vedete c'è una possibilità di motore di ricerca per trovarli. Anche questo è assolutamente da
utilizzare. E attenzione tutto il tema delle notizie, vere e proprie notizie, perché esiste la violenza di genere, come prevenirla. Incontro con il medico e psicoterapeuta dottor Alberto Pellai è ovviamente messo come notizia. Poi loro naturalmente condiscono anche con tutte le ordinanze. Ok? Dentro servizi, vi ho già fatto vedere, dentro servizi devono esserci tutti i servizi, tutte le schede dei servizi, sia analogici che digitali. Vedete che però devono essere messi anche per categoria. Loro hanno ridotto le categorie, gli è stata data buona rispetto alla tassonomia, quella più generale, le hanno ridotte a 6. E quindi dentro queste tassonomie voi trovate i risultati inerenti a quella tassonomia. È stata fatta un lavoro di accoppiamento fra tassonomia e singola scheda. Vivere il comune, infine, è diviso in due parti. Una parte eventi, dove voi dovete mettere, vedete, ACI, Galatè, Polifemo, e sicuramente è un'opera di Handel, peraltro, è inserita all'interno di eventi. Racconti di Savorniano, Rosa di Acqua, eccetera, eccetera, e così via. I luoghi invece sono cose diverse. Il castello, Palazzo Altan, il Duomo, il Museo Provinciale Vita Contadina, il Museo Storico, eccetera, eccetera. Per tornare a Scorzè, questa cosa che ho visto nella home page, questa vedete che è un po' lentino nel caricarsi, questo ti viene rilevato, no? Quando tu stai ricaricando, vedi che ci metti tempo, no? E questa la cosa lo vede. Ok, vedete, se è un po' bloccato. Provo a rimetterlo, vediamo se faccio prima. Comune di Scorzè. Vede che a tempi di caricamento, vabbè, i famosi mulini, quelli sul Dese, andrebbero messi qui dentro i luoghi, per capirci. Ok? Museo civico, le antiche carceri, San Vito al Tagliamento al centro, eccetera, eccetera. Ok, torniamo al nostro. Poi avete visto obbligatorio la prenotazione e appuntamenti, ma vi ho già fatto vedere sull'altro sito come è stata fatta. Richiesta di assistenza a contatti è quando il cittadino ha bisogno per completare un procedimento, una pratica, una cosa, ha bisogno di contattare il comune, l'amministrazione, e quindi ci siamo. Le FAC, anche qua, torniamo qui, perché anche le FAC sono un punto abbastanza interessante. Se andiamo alle FAC, sono fatte in questo modo. Alcune mi interessano, altre secondo me sono un po' standard. Modalità di accesso ai servizi erogati online. Per usufruire dei servizi online è necessario accreditarsi con credenziali SPID, C, eccetera. A quel punto cos'è, come funziona SPID e così via. Questo ad esempio è un sistema di FAQ un po' precotte. A me così non piacciono molto. Io preferisco FAQ di rinvio, cioè per capirci chi è, come iscrivo mio figlio a scuola, alla scuola materna, ed è un link che ti rinvia alla scheda del procedimento, quelle che abbiamo visto prima, di iscrizione. Perché secondo me l'uso delle FAQ per il cittadino in una qualche maniera aiuta a trovare, deve aiutare a trovare le notizie. Poi le segnalazioni di disservizio, ve l'ho già fatto vedere prima, anzi no, segnalazioni di disservizio, lo trovate, dove sei? Qua segnala un disservizio. Dentro segnalazioni di disservizio, qui c'è tanto sempre l'informativa sulla privacy, e poi clicchi successivo e qui ci sono tutti i dati, che, compreso quello cartografico,
che consentono al cittadino di segnalare il disservizio. Poi qua scegli la categoria della tua segnalazione e qua te ne dà verde pubblico, illuminazione, eccetera. Però anche là consiglio, a voi servono queste, c'è bisogno di aggiungerne delle altre, vi soddisfano e così via. Qui non siete obbligati a utilizzare di default queste. Potreste anche pensare che nel vostro comune voi utilizzate una modalità diversa. Qui, e a me piace molto, è obbligatorio una identificazione certa. Quindi non c'è la qualunque che segnala un problema e poi si defila, magari non era vero e così via. Vedete che è obbligatorio l'inserimento del codice fiscale, il nome, il cognome e una mail. Mail è, certo, uno può mettere anche falsa, questo non ci salva, però devo dire in una qualche maniera ci dà qualche certezza in più. Poi valutazione ed esperienza d'uso delle pagine informative, ve l'ho già fatto vedere, e ugualmente valutazione sull'esperienza d'uso delle schede servizio, perché attenzione, la scheda servizio deve essere assolutamente semplice per il cittadino. Altro punto che manca nel comune di Scorzè, questo bisogna metterlo al più presto possibile perché questo è obbligatorio, è l'informativa sulla privacy. Ricordatevi che l'informativa sulla privacy che va messa nel footer riguarda non solo l'home page, ma riguarda tutte le pagine. Voi avete visto anche le schede servizio, alla fine di ogni scheda servizio voi trovate sempre il footer. Scusate, voi trovate sempre sì, nel footer non solo nel footer, anche a volte quando tu lo apri, quando vi ho fatto vedere prima il mio identificativo per segnalare un problema, c'era la scheda. Poi la licenza, il sito comunale deve pubblicare dati, documenti, informazioni con licenza aperta. Quindi ogni volta deve esserci, pensate, comunicazione e dati, quando tu vai nell'area dati e documenti e dati, scusate, per ogni documento e dato deve essere messa la licenza CC-BY 4.0. Ok? Queste sono parti che vanno bene, c'erano, cookie c'era, dichiarazione di accessibilità c'era, certificato HTTPS c'è, dominio istituzionale c'è. Poi qui ci sono una serie di raccomandazioni progettuali. Vanno inseriti i meta tag. Condizioni di successo vanno inseriti assolutamente i meta tag. Nel caso del comune di Scorzè, anche perché non essendoci le schede dei diversi servizi, questo era abbastanza complicato, capite che probabilmente non c'erano. Poi ci sono alcuni test aggiuntivi che tutto sommato danno un 92% di dati positivi. Vedete, sono tutti questi controlli superati 44, eccetera. Qualche problema ce l'avete su questi dati. Questo è Scorzè. Avete qualche domanda, compreso Scorzè? Perché altrimenti andiamo a Verona, quindi un comune più grande. Michele, se posso intervenire anch'io? Vai Sì. Nicola, vai, no, devi. Sì. Se puoi, devi. No, intanto, vabbè, volevo dare alcune informazioni, magari anche per te, per capire su alcuni anche risultati. Stiamo migrando in cloud tutta l'infrastruttura di MyPortal. In questo fine settimana verrà fatto proprio per aumentare diciamo, le prestazioni complessive di tutti i siti. Certo. Naturalmente quello che hai fatto vedere è valutato con la versione 3.0, la versione 3.1
è stata testata attraverso questo sistema e quindi risponde ai requisiti che sono previsti dalle norme. Insomma, tanto per assicurare i No, presenti. tranquilli, Okay. tranquilli. L'altra cosa, invece, che magari l'hai dato per scontato, come hai ottenuto il report? Quindi hai scaricato, immagino, l'applicazione, quella messa a Ah sì, scusami, disposizione? no, Ok, l'avevo dato all'inizio, ho scaricato il Lighthouse, quello che avete a disposizione tutti. Ho fatto non la versione veloce, ma la versione approfondita, perché la veloce non mi andava bene, quindi faccio sempre l'approfondita e ovviamente identificando non l'ambiente di test, ma il sito pubblicato. Quindi lei legge ciò che è realmente pubblicato. Ho detto in premessa, attenzione a queste performance perché è la versione vecchia, nella versione nuova sicuramente non è così. Ho usato questo però per dare un po' di vocabolario a tutti. certo, Perché quindi hai lascia stare. usato l'applicativo scaricabile dal Dipartimento per fare i test sui siti. Quello che userà il Dipartimento su di voi, Ok. lo stesso identico. A me cosa serve? Perché nel tempo, Nicola, lascia stare che te la diano buona oggi. Sì, Fra certo. 7 mesi come siamo messi? Cioè questo lavoro di Lighthouse non dovete farlo solo adesso. Il lavoro Lighthouse vi deve consentire una volta, lascia stare 6-7 mesi, un anno, di verificare le vostre Sì. metriche, no? Questo si associerà poi al al Web Analytics Italia per avere gli strumenti di valutazione, perché Web Analytics Italia ci dice cosa è frequentato per fare cosa. Questo invece ci sta dicendo la macchina è a posto o non è a posto. Cioè sono due robe diverse, però vanno incrociate. C'è l'esempio che facevo prima, quello per capirci dello speed index, no? Sì, sì, sì. Lo speed index, lasciate stare voi, speed index in e-commerce è fondamentale, no? Perché ammettiamo, cioè, Jeff Bezos ti licenzia se tu hai uno speed index come questo, perché cioè io chiedo una pentola, in un nanosecondo devo andare su tutte le pentole, perché poi devo comprare, perché se io ci metto una vita a caricare le pentole mi stufo e vado e migro Certo, in un'altra certo, sì, piattaforma. Vale molto quando andate sui siti di viaggi, Hotels, Expedia, eccetera. Cioè voi vedete i tempi di risposta sono sempre molto veloci. Cioè ricordatevi, ci sono alcune regole, no? Cioè alcuni di noi, cioè, in realtà nell'arco di 1 o 2 secondi tu decidi se stare o no in un sito. Di solito funziona così. Quindi capite, qui addirittura lavoriamo su microsecondi, neanche più su secondi. Perché io se tu rispondi veloce, sto là. Se tu mi vai lento, ciao, saluti e baci, cerco da un'altra parte. sì, sì. Quindi questo ho voluto che lo vedessero perché Nicola, il punto che mi preoccupa sono le immagini, difatti è dove mi sono fermato, Sì, che non è infatti ho mai visto, ho Porta, visto, ho visto. non è mai Porta, non è Maggioli, non è Alley, e immagini siete voi. Cioè se voi mi caricate, come abbiamo visto Scorzè, una foto dei mulini, a rotazione peraltro, pesantissima, cioè, non va bene, perché quello ritarda il caricamento dell'home page e questo non va bene. So che c'era la mania di mettere le immagini a rotazione, 3 addirittura 4 perché faceva figo, ma questo dobbiamo essere consapevoli che ritarda il caricamento della pagina. Quindi mettete un'immagine compressa il più possibile. Tanto non state facendo la galleria fotografica sul vostro sito. Cioè, voi non state Sì, facendo sì, la sì. galleria fotografica, entrate in questa logica. Oppure Curate. si può anche ammettere che ci sia un ritardo, ma lo si fa in una pagina apposita che non è quella che permette cioè quella diciamo classica per navigare sulle Assolutamente. informazioni. Ecco. Cioè, state molto attenti sulla roba che vi ho fatto vedere, quella luoghi eventi. Luoghi eventi invece è abbastanza importante, quindi anche là, senza caricarmi dei formati pesantissimi, c'è un TIFF, non caricatelo. Cioè, caricate un JPEG e comprimetelo il più possibile. Tanto tenete conto che molte di queste immagini vengono viste ormai da smartphone, non vengono viste da schermi di grandi dimensioni, per cui bisogna stare anche un po' attenti. Ormai siamo su smartphone e a meno che
e anche là, se devo essere sincero, non è che, qui dico proprio un'iperbole, no? Se andiamo proprio a piattaforme come Instagram, no? Sono piattaforme fatte proprio per immagini. Io vedo l'uso che ne fa mio figlio che ha 15-16 anni. In realtà a lui della qualità della fotografia non gliene frega niente. Cioè lui vede la fotografia, sono le emozioni che gli suscita, non il fatto se è sgranata o non sgranata. Poi addirittura ho scoperto, ignoranza mia, che quella generazione, quindicenni, sedicenni, utilizzano Instagram come messaggistica, pensa a te. Cioè, non lo usano neanche più per le immagini, lo usano per scambiarsi messaggi. Quindi anche là, per rendere veloce, spiegate bene ai vostri colleghi, anche se, perché MyPortal può darvi il sito più figo del mondo, ma se poi l'ufficio stampa ci carica i TIFF, è ovvio che lui non passa mai lo speed test, ma non è colpa di, non è colpa di MyPortal. Quando all'inizio, la prima slide che vi ho fatto vedere scorsa volta è un continuo cantiere, è un continuo cantiere, perché MyPortal vi darà una roba, dopodiché dovete vederla, perché se c'è immagini di peso, non è colpa di MyPortal, dovete spacchettarla voi e schiacciarla voi, no? Questa roba, altrimenti non ce la facciamo. Quindi attenzione, questo vi serviva come memento, come vocabolario. Bene, Michele, una cosa che magari Prego. potremmo vederla nei laboratori, per esempio solo la parte di Lighthouse, cioè quella parte che ti dà le metriche di velocità, per esempio in Chrome è integrata nella parte Esatto. dedicata agli sviluppatori, c'è proprio una paginetta, una tab che ti dà i risultati, quindi potrebbe essere comodo senza dover far partire un'analisi complicatissima, guardare se quella pagina in particolare. Si va qua, vedete, si va sulla parte per sviluppatori, mi pare sia su magari la vediamo bene nei laboratori, no? Che può essere utile anche insegnare come farlo. Però ha un solo limite che lo fa per pagina, non per sito. Sì, per pagina, esatto. Può essere uno strumento utile per capire. No, voi potreste anche vedere in laboratorio, potremo anche, poi vediamo, non mi ricordo perché io uso ormai il Lighthouse, quello ministeriale, però dovrebbe essere altri strumenti probabilmente. Sì, strumenti per sviluppatori. Eccolo qua, guardate. Sì, strumenti per sviluppatori. Eccolo qua, strumenti per sviluppatori, vedete, ce l'avete poi qua. ampliando, quello di Lighthouse ce l'hai già anche. Ce l'avete qua, perché io ho Chrome, quindi lo vedo su questo. Però state attenti, lui vi fa solo per pagina. Ecco, quindi mentre io qui ho usato, perché mi servivano altre metriche, ho usato quella per sito. Quindi io ho fatto l'analisi per sito, non quella per sviluppatori. Però, Nicola, noi potremo usare nel laboratorio questa. Per cui i diversi partecipanti selezionano. A me piacerebbe pagine dove ci sono fotografie, cioè lasciate stare quelle dei servizi, quelle dove ci sono foto, quelle che possono, e lì fare, sì, possiamo assolutamente farlo, sono molto d'accordo. Bene. Vediamo Verona. Ti lascio. Va bene? No, tranquillo. Vediamo Verona. Quindi comune più grande, non so neanche chi sia il fornitore, eccola qua. Però anche Verona, come vedete, siamo a 44. Siamo a 44, come vedete, non sta nella metrica, perché come sapete la nostra metrica è 50, non è 44. In particolare, anche qua, come vedete, abbiamo alcune che positive, o arancione vuol dire che possiamo anche esserci, però ad esempio qui abbiamo il tema delle immagini, se ci sono i colleghi di Verona con cui un paio d'anni fa peraltro avevo avuto anche piacere di lavorare. Vedete, il tema delle immagini è uno dei temi che vi rimanda molto, e ovviamente anche lo speed index. In particolare vi mangia molto, molto tempo questo pubblica immagini in formati più recenti, perché vedete qui vi segnalano, questo ad esempio è come faccio a segnalare un problema sulla strada. Vuol dire che qui non c'è tantissima riduzione da fare, però se voi guardate servizio informativo sui rischi di protezione civile,
Cioè, avete immagini molto, molto, molto pesanti. Guardate, avete immagini pesantissime. Rifare la carta d'identità, ad esempio, è un'immagine molto pesante. Come faccio a richiedere servizi comunali con un click? Molto pesante. È il famoso sportello zero che conosco di Verona. Non è obbligatorio avere immagini pesantissime. Il tour virtuale della città pesa. E poi la stella di Natale in piazza Bra, anche qua è abbastanza pesante. Come faccio a presentare le istanze di accesso civico? Stessa identica cosa. Costruire l'Europa con i consiglieri locali, l'altro teatro, cioè bisognerebbe fare un lavoro, al di là dei consigli che ti danno loro, vedete sono tante, al di là che è un sito molto più grande rispetto a Scorzè, molto più complesso, però come vedete proprio perché si usano tante fotografie, varrebbe la pena di prendere l'abitudine di metterle il più compresse possibile, perché altrimenti vedete che vi tira giù il ranking. Poi tu puoi, come vi ho detto prima, fare tutto quello che vuoi, ma in realtà sono tanti. Se voi guardate soprattutto le iniziali, sono 898k, cioè tantissimo per una fotografia. Già qui discutiamo, scendiamo a 28, 30, 36, si può fare di meglio, però va bene così. Però il resto è, diciamo, molto pesante. Poi anche qua questo usa immagini di dimensioni adeguate, stessa identica cosa. Guardate, questa addirittura attualmente è di 7,87, potresti portarla a 120. Questa è 4,97, potresti scendere a 95. Fate i conti alla fine e vedete che in realtà risparmiate tantissimo come velocità. Qui bisognerebbe che, non so se ad esempio questa foto, l'altro teatro 23-24, sia stata inserita dall'ufficio cultura, nel qual caso è l'ufficio cultura che fa questo lavoro, oppure dall'ufficio stampa. Perché se è l'ufficio stampa che poi inserisce le immagini e i blocchi di testo, varrebbe la pena di parlare con i colleghi dell'ufficio stampa, che peraltro conosco molto bene, e ragionare con loro per darsi una sorta di decalogo su quello che viene inserito e andare il più possibile a, diciamo così, a una riduzione. Poi c'è i tempi di risposta del server che sono considerati abbastanza lunghi, ma questo va visto con i fornitori, con gli informatici. Poi vabbè, eliminare le risorse di blocco di visualizzazione e riduci i contenuti CSS utilizzati. Qui evita payload di reti enormi come diagnostica. Qui confesso la mia ignoranza, è più roba forse da Nicola Freddo che mia. E qui vedete, qui avete tutte, pubblica le risorse statiche con criteri di cache efficaci, e qui loro ti indicano puntualmente quanto sono, eccetera. Assicurati che il testo rimanga visibile durante il caricamento e così via. Qui c'è qui a naso, vedete, anche il comune di Verona ha gli stessi problemi di prima di Scorzè. Perché non mi fa partire? Vado qua. Non riesco a capire perché non mi consente di andarci. Eccolo qua, siamo arrivati. Vedete, anche lui ha il vecchio schema: vivere, muoversi, visitare e la webcam. Anche qua va fatto proprio un cambiamento drastico.
perché non risponde, non so se ci siano online i colleghi di Verona, e questo assolutamente non va bene. Vivere, muoversi, visitare webcam non va bene, perché invece in realtà torniamo a amministrazione, novità, servizi e vivere in comune. Quindi questo va proprio rifatto. Così come servizi online per cittadini e professionisti deve stare dentro un'area che si chiama servizi, e la tassonomia, vedo questo sportello online, ha queste tassonomie, ma non sono le tassonomie corrette, perché le tassonomie corrette sono quelle che vi ho fatto vedere prima. Quindi dal punto di vista dei contenuti, con Verona sarebbe molto da lavorare, perché proprio non so se è stato ordinato il nuovo sito, se è stato commissionato e così via, però attualmente direi proprio non ci siamo, ecco. Vedete, sindaco, giunta, consiglio, comune, circoscrizione, però non risponde all'area amministrazione. Qui dovrebbe esserci l'area amministrazione, e dentro l'area amministrazione dovrebbero esserci le tipologie che vi ho fatto fare. Come faccio A dovrebbe essere trasformato in area FAC. Potreste fare anche qui un'area FAC che prende questo come faccio A e lo trasforma in area FAC. Questo siti tematici andrebbe invece messo dentro a amministrazione, dentro la parte enti e fondazioni, quindi andrebbe messo qui dentro. Qui c'è da fare un lavoro di ricollocazione di contenuti, un vero e proprio lavoro di ricollocazione di contenuti. Ci sono online i colleghi di Verona, per caso? Nicola, ci sono, per caso? No, mi sembra di non vedere la collega. Peccato. Eccola qua, sì, eccola qua, Alessia. Sì, Alessia Ciao ha Alessia, risposto di sì. avevi osservazioni su quello che ti ho detto? Cioè, state facendo già il nuovo sito? Ma a monte, eccolo qua. Vai Alessia, mamma mia, che hai alzato la mano. Sì, mi sentite? Ciao Sì. Alessia, sì certo, Sì, ti ciao. sentiamo. Ciao, Niente, ciao cara. appunto sì, io purtroppo sono appena entrata perché la mail riporta l'orario delle ore 12 e ho dimenticato che in realtà era sempre le 11, quindi sono appena entrata adesso. Ho sentito solo la domanda se c'è qualcuno del comune di Verona. Quindi mi spiace. Tra No, l'altro, se era vai. possibile avere la registrazione, mi Sì, interesserebbe molto, ecco. Sì, sì, Alessia, è falla tutto bene. registrato, è tutto registrato. Perché Alessia, cioè, fate il nuovo, e il nuovo ha un layout che è totalmente diverso da Sì, questo, no? Ho sì, fatto sì, vedere già questa mattina, questo è il layout di un sito che è stato, come vedi, è stato validato dal Ministero, quindi a posto. Anche là vale la pena, cioè va riprodotto. Tema vero è un lavoro poi di riposizionamento dei contenuti, è come spostate, perché non è che buttate via questo o buttate via questi contenuti, è come spostate i contenuti dal vecchio al nuovo contenitore, no? certo, sì, sì, infatti. Perché anche qua bisogna darsi un po' di metodo, bisogna pescare sul vecchio, con l'occasione eliminare un po' di robaccia, magari di contenuti vecchi, e poi ricollocarli tutti. Era l'esempio che ti facevo prima. Questo come faccio a dovrebbe diventare dovrebbe diventare oh Madonna, mi scappa la parola. Porco cane. Dovrebbe diventare una FAQ. Ah, ok, sì.
cioè voi le beccate e le trasformate in FAQ aggiungendone anche altri. Questi siti tematici che oggi voi mettete qua, forse varrebbe la pena di inserirli nella parte amministrazione dentro questo enti e fondazioni, nel caso siano partecipate. Nel caso sia polizia municipale invece va messo nelle aree amministrative, cioè non può andare per conto suo. Ok, questi qua per noi sono i siti sempre del Comune di Verona, ma che riguardano particolari uffici, tipo ad esempio appunto la polizia locale o le circoscrizioni, Ufficio o l'ufficio stampa e così stampa, via. esattamente. Qui bisognerebbe un po' vedere di ricollocarli, perché nella nuova visione del sito no, non va bene così. Ecco. Ok, grazie. No, figurati, ad esempio questo Verona ai numeri, che è una tipica cosa di statistica, Sì, esatto. qui alcune delle parti più, per questo è una sorta di portale di open data in una qualche maniera. Sì. E questo però dovrebbe trovare propria collocazione, senza diventare matti, sia chiaro, dentro quest'area che sta in amministrazione, che si chiama, scusami, che si chiama documenti e dati. Vedi? Dovrebbe entrare qui dentro e associato ad ogni base dati dovrebbe essere data la licenza d'uso. Ma faccio una domanda. Adesso questo sito, ad esempio quello della statistica, possiede un suo layout che è diverso da quello del portale. Ma è un sito del comune? È del comune, sì, sì. Deve essere linee guida, non può andare per conto Quindi, suo. esatto, quindi tutti i siti comunque devono avere la stessa... Assolutamente, cioè devono essere tutti, certo che un sito di statistica ha un header diverso e nessuno ti dice niente. Ok. Però se è un sito comunale deve sì. avere le stesse identiche caratteristiche. Presentare, per capirci, così parliamo poi a tutti, il presentare le istanze di accesso documentale e civico non dovrebbe essere qua, dovrebbe quindi in un portale che va tutto per conto suo, dovrebbe essere all'interno di quest'area che si chiama servizi. Vedi? Dovrebbe essere qui dentro. Sì. E l'accesso civico dovrebbe stare proprio qua. Vedi che qua, ad esempio, accesso agli atti, vedi che è qua. E addirittura il primo, perché poi quando lo chiedo devo trovare questa scheda servizio. Certo. E quindi anche voi, quando io entro qui dentro e clicco accesso ai documenti amministrativi, non è fatto come è previsto, non è fatto come previsto dalle linee guida. Sì, sì. Che non vuol dire butta via tutto, sia chiaro. È proprio un lavoro di ricollocazione, bisogna metterci un po' di tempo. Il problema vero è che dovrebbe avvenire questo lavoro di ricollocazione parallelamente alla programmazione del nuovo sito. Quando è che programmate l'uscita del nuovo sito, Alessia? Ci vorrà ancora un po' di tempo. Sta partendo adesso tutto il lavoro di verifica sui contenuti, quello che dicevi prima, di buttare via quello che non serve più, sì, e di ricollocarli nel posto corretto e soprattutto stiamo facendo un po' come posso dire, una istruzione per i redattori, perché noi abbiamo tantissimi esatto. redattori. No, lo Tra so, vi l'altro, conosco, ho già lavorato con voi. tra l'altro cambiano, ne escono di vecchi, ne entrano di nuovi. E quindi anche queste, diciamo così, queste, passatemi il termine, sporcizie che ci sono, spesso sono dovute appunto a redattori mal informati. Ok, ascolta, visto che lo vedo con l'occasione, fate sparire gli IVA. Questa è un'altra cosa che ho segnalato, visto i webinar precedenti. Sanzionabilissimi, ragazzi, via. Esattamente, ho già segnalato, ma come vedete ci sono... Togliete sta roba perché
come hai capito, non è Certo, non bellissimo da si può, vedere. non si può. Non si può, non è bellissimo, perché è inutile facciate pago PA, ma poi mi mettete gli IVA. Esattamente, sono Questo d'accordo. non funziona, non funziona. Ok, hai Grazie. altre domande? Figurati Alessia, altre domande anche da parte di altri colleghi che ci stanno ascoltando? Poi Alessia, se vuoi il report te lo mando. Ah, Li ecco, do a bene, Nicola, sì, li do a Nicola, li bene. mando a Nicola, poi Nicola Perfetto, ve li grazie inoltra. mille. Ma figurati, ci mancherebbe assolutamente. Altre notizie, scusate, altre osservazioni? Ma Michele, una cosa che ma comunque tu l'hai Vai. evidenziata già più volte è proprio quella che oltre alla parte tecnica c'è una parte di gestione dei contenuti che anche per chi ha fatto già gli affidamenti non deve trascurare, perché altrimenti si troverà un prodotto conforme, ma poi mancano informazioni come abbiamo visto l'altra volta dei servizi, ma mancano, ma magari anche i contenuti non hanno più una collocazione corretta e per cui alcune notizie che devono stare in una sezione devono stare su un'altra. L'altra cosa è sui siti tematici. I siti tematici è una delle cose che secondo me non hanno affrontato a livello nazionale, non si sono mai resi conto forse che ci sono i comuni che hanno N siti oltre quello principale. Qualcuno c'ha quello del museo civico e stanno facendo attualmente, mi sembra per i musei, comunque un nuovo mock-up dedicato, così come fanno per le ULSS e per altre. Però i comuni ne hanno N, cioè hanno quello per eh, nati nei vari progetti per rendere il territorio più o meno accattivante, quello sul turismo, cioè ne hanno notevoli e non riescono alcuni comuni, molti comuni non sanno più cosa fare, cioè dove inserire Esatto. questi portali tematici, perché è vero che alcuni possono stare in amministrazione trasparente, ma se io ho un portale dedicato al turismo non lo posso nascondere, no? Cioè, devo trovare una visibilità e hanno difficoltà a ricollocarli in questo nuovo modello. Ci sono un paio di domande. Sì, no, ma per capirci, esattamente quello che sta dicendo Nicola adesso in sostanza. Ora, per capirci, è evidente che un comune come quello della mia città, Venezia, potrebbe avere un portale turismo con i requisiti non da turismo, cioè diciamo non da pubblica amministrazione, ma da sito di turismo. Ci siamo intesi cosa sto dicendo? Perché il modello comunicativo è totalmente diverso, ok? Cioè ha un altro impatto. È evidente che se hai un comune come Scorzè, con tutto rispetto, la parte turistica è poco, è evidente che quello tranquillamente lo riassumi dentro luoghi ed eventi. Quando dice, vedo il collega Luca Piacentini, dice se esternalizzo la realizzazione e la gestione di un sito con dominio del soggetto affidatario, che però pubblica contenuti legati all'attività dell'ente, tipo valorizzazione dei sentieri, come si pone la questione del sito, cioè qual è il tuo obiettivo? Che il cittadino fruisca il meglio possibile della valorizzazione sentieri. Se poi, cioè, se poi non risponde totalmente alle linee guida Agid, ciao, saluti e buongiorno. Cioè, il mio obiettivo è quello sentieri, è chiaro? Cioè, non è quello schede servizio. Io devo consentire al cittadino di trovare sentieri. Idem quello che valorizza le biciclette. Se voi andate a vedere, quando avrete tempo, andate a vedere il sito del CAI. No? CAI è pubblico, quindi guarda, possiamo già anche vederlo adesso. Cos'è? Centro Alpino Italiano. CAI quello nazionale, no? Vediamo CAI Italia, vediamo se me lo dà così. CAI Italia. Madonna, perché non... Eccolo qua. Sentiero CAI. Vedete?
a larghe maglie lui risponde a linee guida, perché vedete ha un header che grosso modo è questo, poi addirittura anche i login. La grafica è quella da linee guida, alla fine ci siamo. Vedete il footer è molto da pubblica amministrazione come voi, quindi ci siamo, niente da dire, ma è evidente che tu non puoi mettere qui l'amministrazione. È ovvio che qua tu metti il progetto, CAI e volontari, le tappe, metti i consigli di viaggio, metti le news, qui addirittura metti un diario di bordo con condizioni, sentieri aggiornati, ma vedete qui però qui li uccido, perché guardate che hanno lasciato il testo, hanno sistemato le foto, ma hanno lasciato il testo che probabilmente gli ha dato il fornitore, a proposito dei cantieri che devono essere costantemente aggiornati. Vediamo, scegli il segnavia, no, eccolo qua, invece questo è a posto. Però anche qua, vedete, CAI sono alpini e quindi non hanno fatto un'ottima... Hanno curato l'immagine, ma poi i contenuti non sono stati curati. Però se io guardo le tappe, cosa viene fuori? Eccolo qua. Qui invece c'è tutto. Cioè nessuno avrebbe niente da dire. Quindi Raffaella da Ros, noi Comune di Belluno abbiamo biblioteca, Informa Giovani, rassegne culturali, edilizia, tutti devono attenersi al modello. La validazione non è solo per il sito principale, gli altri si inseriscono come link. Allora, la validazione è una cosa, come vi ho spiegato Raffaella. Quindi diciamo così, ti valideranno il sito padre. Dopodiché però tu devi rispettare le linee guida Agid. È il concetto che vi dicevo l'altra volta. Cioè, state attenti che non è che la validazione di per sé vuol dire sei a norma. Tu hai la validazione perché ricevi a quelle condizioni i soldi. Però se io poi devo rispondere a linee guida Agid, andiamo a vedere un attimo come stuzzicato, togliamo il CAI, andiamo a vedere il Comune di Belluno. Ok, allora noi andiamo dentro il Comune di Belluno. Allora anche qua, Raffaella, è evidente che l'header va totalmente cambiato perché non risponde a quello che vi ho fatto vedere prima, quindi l'header andrà totalmente cambiato. È chiaro che edilizia, cioè i servizi di edilizia, dovrebbero essere dentro tutta la parte servizi, per capirci. Dovrebbe esserci dentro tutta la parte servizi. Vediamo cosa dicevi, edilizia, Raffaella. Dove lo trovo, Raffaella, quello dei servizi? Scusa, quello di edilizia. Così lo verifichiamo. Nei siti tematici in fondo. Dentro questo link utili, no? In fondo. Non lo trovo, scusami. Di fianco. Agenda sportato azione modulistica. Echi di Palazzo, Cazzarola, scusami. Albo Pretorio, ricercati online, Filarmo, siti scollegati. Informa Giovani. Eccoli qua, edilizia urbanistica. Trovato. No, questo è proprio fuori da ogni grazia divina, almeno da 20 anni. No, qui proprio questo no. No, anche perché c'è attenzione, cioè è Comune di Belluno. Quindi già oggi questo va interamente rifatto, Alessio. Cioè qui proprio non ci siamo, cioè questo è un sito pre-linee guida Agid 2015. No, questo proprio rifare totalmente. Vediamo un attimo. Michele, più che rifare, dovrebbe essere integrato nel sito principale. No, rifare intendo
rifare proprio non va bene. Sì, Cioè, sì. questo va proprio messo, come dici te, dentro il sito principale. Archivio storico magari no, però proprio non ci siamo. Questo potrebbe essere dentro luoghi ed eventi, ad esempio. Ma anche se restasse un sito a sé stante, deve essere, cioè così proprio non ci siamo. Perché è pubblico. Cioè se fosse, ma anche se fosse di un ente pubblico che si chiama archivio storico, è chiaro che dovrebbe seguire le linee guida Agid. Quindi temo proprio bisogna... museo è per conto suo, cioè ha un suo sito, infatti vedi museo è già diverso, no? Museo è già diverso. Vive per conto suo, è molto simile a un linee guida Agid, quindi questo potrebbe anche starci. Quindi questo anche ci sta. Questo ci sta. Luca, ma se ha una molteplicità di contenuti, per cui ha senso svilupparlo con una serie di pagine dedicate, potrebbe anche essere, Luca. Cioè dipende, Luca, dalla dimensione che tu hai, perché in questo caso qui hai un sito che ha una dignità propria, perché stiamo parlando dei musei bellunesi, no? Quindi ha un'identità propria e ha senso di avere un proprio sito. Come diceva prima Nicola, quando io invece ho edilizia urbanistica, non ha senso che abbia un proprio sito. Edilizia urbanistica si inserisce dentro un nuovo sito. Qual è il problema? Che i colleghi di edilizia urbanistica di Belluno hanno in mente una comunicazione per ufficio e quindi voi vedete i diversi contenuti sono tutti dentro edilizia urbanistica. Nella nuova concezione dei siti, per capirci, il nuovo piano regolatore PAT-P va dentro documenti e dati e avrà una tassonomia che lo riconduce ad urbanistica. Cioè il gioco si fa molto con la tassonomia. Se io clicco qui dentro e vado dentro a progetti alla normativa, vedete questa normativa va dentro documenti e dati con la tassonomia urbanistica, mentre invece la modulistica di urbanistica va nelle schede dei servizi. Quindi questo modulo di richiesta dati urbanistica è un servizio. Il modulo di richiesta il CDU è un servizio e va dentro servizi. Peraltro sono stati tutti aggiornati, ma sono aggiornati nel posto sbagliato. La richiesta certificata è chiaro, cioè non va bene così. E vedete, tag più usati sono tag sbagliati perché non sono i tag Agid Design. Cioè non potete usare i tag che volete voi. Nel nuovo sito, quindi va fatto proprio, come dicevamo con Nicola prima, va fatto proprio un lavoro di ricollocazione. Cioè parallelamente allo sviluppo che vi farà il fornitore, che vi sta facendo il fornitore, va fatto proprio un lavoro di ricollocazione dei contenuti e va spiegato ai colleghi di urbanistica, di cui capisco le motivazioni, sia chiaro, che si esce da quella logica, cioè si esce totalmente da quella logica. Questo è un tipico sito d'ufficio, che in altra epoca in urbanistica anche andava, oggi capite non va più. Prendiamo un secondo solo l'Informa Giovani. Ecco, essendo un sito destinato a giovani, questo è un po' scandaloso, ve lo dico con molta franchezza. Cioè, è una vecchia concezione di sito. Cioè, qui proprio, se deve avere un sito a sé stante, deve essere questo sì, deve essere proprio un linee guida Agid fatto bene e onestamente anche il modello comunicativo deve essere molto diverso. Cioè se qui ad esempio ci vedete poi anche con questa numerazione per pagine, non va proprio bene, non va proprio bene. Se hai una parte sport, ad esempio se tu vuoi
fare dei corsi e c'è una domanda da fare, dovrebbe andare nei servizi, a meno che non sia gestito. Vedete qua, ad esempio, una immagine che non si è caricata, cioè non va bene questo, ecco. Va fatto proprio, temo, un lavoro vero e proprio di ricollocazione, di intera ricollocazione, però i contenuti non vanno bene fatti così, non vanno proprio bene fatti così. Sono contenuti, direi così, di un'altra epoca, ecco, mettiamo così, sono contenuti di un'altra epoca. Ultima roba che voglio vedere è questo Oltre le vette. Ecco, questo invece ha una sua dignità, sta per conto suo. Infatti è un oltrelevette.it che è a sé stante. Questo invece è corretto fatto così. Qui va bene. Unica osservazione che vi farei, lo faccio a tutti, cominciate a pensare agli altri social. Cominciate a pensare agli altri social, perché Facebook, Twitter e Instagram, le nuove generazioni, Facebook e Twitter, X, non esistono, neanche li guardano. Utilizzano Instagram anche in un modo assolutamente improprio, ma poi usano altri social. Mettete molto in questi casi, ad esempio, usare tantissimo filmati. Bisogna un po' cambiare anche qua registro, ecco, mettiamo YouTube, qui ad esempio andrebbe benissimo. Ecco. Altre domande su questo? Nicola, scusa che ti vedo apparire, scusami. Sì, ogni tanto, no, era Vai, perché anche per, tra virgolette, giustificare alcune situazioni, no? Nel senso che Sai probabilmente che io devo ognuno... essere spietato, non Sì, posso... ma fai bene. Ognuno ha gestito i siti come fossero una parrocchia a sé stante, no? Un po' quello che può succedere, tante volte succede a livello di uffici o comuni. Ognuno si è fatto il suo e l'ha sistemato. Io non voglio, la polizia locale, voglio dire un esempio tipico, non so, in molti comuni, no? Che è quasi un'isola a sé stante che fa il suo sito. Adesso È le un nuove... corpo separato dello Stato. Il Si considerano modello dei corpo separato siti, il dello modello dei Stato. siti attuali non permette più questa cosa, quindi va fatta anche cioè, se uno ne ha così tanti come può essere Belluno, ma Bassano o altri comuni, va fatto un censimento e capire quello che è strettamente legato all'amministrazione e che va riportato all'interno. Quello che invece ha una dignità propria perché ha una sua funzionalità specifica che può star fuori, ma tutto quello che riguarda l'amministrazione e gli uffici dell'ente non possono star fuori. Questo... Assolutamente, assolutamente. Proprio così. Mi scusate un secondo solo che il postino sta suonando la campanella, un attimo solo, abbiate pazienza. Va bene, intanto li trattengo io. No, l'altra cosa è che Chi è? ogni comune, scusate, che ogni sito deve essere conforme anche all'accessibilità, per cui nel momento in cui, Michele, nel momento in cui fanno dei siti così separati, diciamo che fossero stati anche ammessi, ma ognuno deve rispettare, oltre alle linee guida agili, linee guida di accessibilità, avere la pagina, essere registrati sulle dichiarazioni di accessibilità, cioè, a parte che diventa anche complicatissimo perché ne hanno Certo. 10 invece che uno, però ognuno di questi deve seguire tutte quelle indicazioni. Adesso, peraltro, come vi ho detto scorsa volta, devono rispettare il WCAG 2.2, quindi è anche complicato. Insisto, qui siamo in un comune più grande come Belluno, ma in un comune piccolo, chi ve lo fa fare di avere 50 siti? A Michele, se posso aiutare anch'io. Avevo visto che avevi forse la mano alzata. Allora. Federica, ci sei nella regia? Sì, ci sono. Puoi dare la possibilità a Raffaella Da Rosso di attivare Certo. l'audio? Aspetta che... Perfetto, ecco, mi sentite? Sì? Sì, la sentiamo. Un po' mi vergogno di avervi evidenziato quei nostri siti, però in realtà No.
problema che abbiamo, nel senso che con il sito istituzionale MyPortal abbiamo avviato e dovremo avviare con la Regione appunto il rifacimento per il PNRR, eccetera. Però tutti gli altri siti tematici li avevamo creati tanti anni fa, addirittura con degli stagisti, e poi ogni ufficio appunto se li sente propri, non li vuole lasciare, però credo proprio che, come dite voi, dovremo fare un censimento dei servizi, trasferirli all'interno, fatto salvo il sito del museo ovviamente, e Esatto. della biblioteca che sta facendo un percorso proprio, quindi sì, ecco, siamo consapevoli, insomma. Allora, per i musei sta anche uscendo delle linee guida dedicate, quindi diciamo che c'è un modello specifico per i musei, per cui tenete sott'occhio il sito Design in Italia, perché vi daranno delle indicazioni, così Sì. per esempio come lo stanno facendo per le ULS e per altre, quindi per i siti tematici. Poi per quanto riguarda la Regione del Veneto, darà anche la possibilità di creare dei siti tematici usando MyPortal, però non quello dell'ente, quindi con determinate caratteristiche, sempre in rispetto delle linee guida, ma quindi ogni comune potrà anche avere più siti se ne ha necessità. Quindi, tanto per dire, visto che voi usate MyPortal, volendo potete anche fare questa operazione. L'importante è, la prima cosa, che chi gestisce questi siti sia messo al corrente che ci sono delle linee guida nazionali che vanno rispettate, perché la prima cosa è che non è che non si possono più gestire i siti alla vecchia maniera. La seconda cosa, è quello che abbiamo detto, è che tutti quelli che riguardano gli uffici devono essere riportati all'interno del portale istituzionale, Certo. perché i servizi vanno erogati tutti in un unico punto. Sulla biblioteca forse ho fatto un po' di approfondimento, però in realtà il servizio della biblioteca, se è erogato dal comune, è un servizio del comune. Se poi ha una pagina dedicata a quella che magari fa parte del servizio biblioteche, quello provinciale, a Verona c'è il servizio unico provinciale delle biblioteche o d'altro, che hanno degli siti specifici, allora ci saranno dei link ed altro, però se sono dei servizi erogati dal comune presso la biblioteca, andrebbe quantomeno dichiarato all'interno della pagina dei servizi. Ok. Quindi va fatto un ragionamento anche di riorganizzazione, Certo. altrimenti cioè, non è che non si superano, come diceva prima Michele Vianello, i test, è che non vanno bene, nel senso che non sono quelli, non diamo un servizio adeguato al cittadino. Questo è un po'. Mi ridai il video, Nicola? Sì, Scusa, adesso ti scusami. ridò No, tranquillo. tutto. Allora, No, ero già online, il chiedi di postino avviare il l'avevo video. sistemato. Dovresti farlo. Ok, adesso ci sei. Bene. Allora, Ok, intanto Raffaella da Ross ci ha spiegato un attimo e abbiamo no, ribadito insomma le ma cose avevo che. assentito, io Perfetto. vi avevo sentito, non mi vedevate ma vi sentivo, ci ho messo un secondo col postino. Allora, se non ci sono altre domande su questo, io riprenderei con slide per affrontare un punto del quale bisogna stare un po' attenti, perché in giro non l'ho visto, ma invece dobbiamo affrontarlo con molta energia, e questo lo trovate soprattutto nelle schede servizi. Quindi once only è il famoso principio del quale abbiamo parlato anche in lezioni precedenti. Attenzione, ricordatevi che il principio once only lo trovate nel regolamento europeo UE 2018-1724 Single Digital Gateway, che è quello che ispira le modalità con le quali si stanno rifacendo i siti, e che vedete la cui non applicazione ritarda la maturità dei servizi secondo il principio once only. Allora, di che si tratta? I servizi digitali del comune, quindi quelli che voi mettete nel cittadino attivo, consentono al cittadino di utilizzare dati personali e preferenze già forniti precedentemente al comune.
e qui vi mette tutti i riferimenti normativi. CAD articolo 41, AGID linee guida sull'interoperabilità. Attenzione, fra un attimo vi spiego perché. Tema dell'interoperabilità, quindi interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni, funzionalità dettagliata all'interno della documentazione, eccetera. Per tutti i servizi l'utente trova a disposizione i dati e le preferenze già forniti al comune, richiedendo l'inserimento solo di dati e preferenze nuove. Ora cerchiamo di capirci bene. Attualmente, quando voi vi identificate con SPID o CIE, voi trovate precompilata la scheda, però quelli sono dati che sono estratti da ciò che voi avete dato all'identity provider quando vi siete iscritti a SPID. Ok? Quindi sono quelli che voi gli avete fornito e con quelli viene precompilata una parte della scheda. Ma come vedete, per tutti i servizi l'utente trova a disposizione i dati e le preferenze già forniti al comune, non all'identity provider. Quindi devono esserci nella, diciamo così, nella compilazione automatica non solo i dati forniti all'identity provider, ma anche altri. Mi spiego bene. Cittadino attivo, OneSolly, integrazione con le basi dati nazionali. I servizi digitali del sito comunale consentono di utilizzare i dati personali presenti nelle banche dati digitali nazionali, ad esempio NPR. E OneSolly interoperabilità, i servizi digitali del sito comunale rendono i dati interoperabili secondo la normativa vigente. Questo io non ho avuto modo di sperimentare nei siti già validati se questo principio è rispettato oppure no, perché Lighthouse non consente di indagare questo aspetto. Questo tu lo vedrai in fasi successive. Facciamo un esempio. E attenzione, forniti non vuol dire forniti in precedenti log. Forniti è perché il comune ha dati miei, non a caso chi ha fatto il regolamento fa riferimento ad ANPR. Quindi vuol dire, ammettiamo che io debba chiedere al mio comune un contributo, che ne so, a favore di mio figlio che è minore, contributo, un servizio, un qualche cosa, ok? E a un certo punto io devo evidenziare i dati del mio nucleo familiare. Se io devo rispettare quanto previsto dalle linee guida e dal regolamento, io dovrei trovare nella scheda del servizio già precompilata tutta la parte inerente a mio figlio. I dati miei li do per scontati, perché se non li becchi in NPR li hai beccati direttamente dall'identity provider. Ma tutti i dati di mio figlio non dovrei metterli io, dovrebbero essere direttamente pescati da NPR. Questo vuol dire che l'area servizi deve essere interoperabile con NPR, perché altrimenti non riesco a capire come si possa fare. Insisto, io non ho fatto la sperimentazione per vedere quei siti fatto vedere l'altra volta validati, però questo è tassativo, consentono di utilizzare dati personali presenti in banche dati digitali nazionali. Capisco che questo può complicare molto la vita ai fornitori, però questo tema dell'interoperabilità è un tema che viene posto tassativo. Avete osservazioni su questo? Perché questo è un tema a cui ad esempio io ci tengo molto, a questo tema qua, e in giro non l'ho ancora visto. Osservazioni? Nicola, cosa dici te di questo, ad esempio?
No, Perché è una bella sfida, è una questa. bella sì, è importante, è una bella sfida e diciamo che dovrebbe essere fornito in bundle con il servizio, no? Nel senso che molti fornitori diranno, beh, per avere questa cosa aggiungi un centesimo, la solita questione e invece se uno ha fatto il bando dicendo che deve rimanere esattamente conforme alle linee guida del PNRR e questo è compreso, non dovrebbe essere escluso, giusto? Quindi il comune avrebbe anche la forza contrattuale per chiedere il rispetto di questo requisito. E qui hai ragione te, io non a caso ho fatto questa osservazione, perché secondo me nella contrattualizzazione va messo che deve rispettare pedissequamente tutto. Quindi questo ci sta dentro. È che io non ho avuto modo di sperimentare sta roba qua, cioè, onestamente non l'ho ancora vista. E Lighthouse, converrai con me, non è in grado di indagare No. se questo ha questo, perché Lighthouse guarda il palcoscenico, non sta guardando le marionette che stanno sotto il palcoscenico, questa è la marionetta. Però questo dovete essere molto attenti, ecco, perché il cittadino non lo sa, questa è una roba da intenditori in questa fase, sia chiaro. Però è un tema che secondo me rende anche migliori i servizi, rende migliori i servizi e facilita di più l'utilizzo del servizio online, perché se io trovo tutto precompilato perché devo rompermi l'anima a scaricare moduli e a compilarli a mano, trovo già tutto precompilato, è molto più facile l'utilizzo del digitale, no? Cioè, mi raccomando, sta parte qua non so, ma i portal ci avete pensato a questo, Nicola? Questa Adesso parte, spero di sì. mi stai chiedendo una cosa No, non che so se che non conosco perché la svolge un mio collega, la parte dei servizi. Io so so per certo che il protocollo è stato è prevista l'integrazione e tutto quanto. perfetto. Per i dati NPR non ti so dare una risposta, dovrei informarmi anch'io su questa cosa. No, perché anch'io, sai, ho visto questo, ho detto, cavolo, cioè, questa è proprio una Io roba so, grossa. ecco, una cosa è che se i dati sono in possesso all'interno di altri, se il cittadino ha fornito una serie di dati all'interno di quella che noi chiamiamo la My PA, vengono tutti recuperati, però dirti se anche Perfetto. se è collegato alla NPR, questo non sono in grado. Però non vengono, ecco, quelli già forniti vengono recuperati, su quello sono certo. E quindi qui saremo già conformi e quindi va molto bene MyPortal. Ottimo. Luca Piacentini, come si pone in questo caso la questione se il modifico o aggiungo dati non veritieri rispetto a questa compilazione automatica? Beh, i dati non veritieri vengono verificati ex post, cioè qui sta nella verifica che voi dovete. Forse Michele, prova a interpretare i dati che vengono recuperati perché già forniti. Non dovrebbero essere modificabili perché se li ho già forniti sono No, certificati, io non li posso in modificare. ANPR Quindi sono un codice quelli. fiscale che se viene No, recuperato non può essere modificato, così la data di nascita del figlio, cioè appunto. sono dati non modificabili, modificabili solo i campi che io non ho per quei dati che devo aggiungere. Appunto. E allora poi ci sarà la parte che dici tu, cioè la verifica post se la dichiarazione è avvenuta, Cioè, ma quelli già forniti non possono. era quello che vi dicevo sempre a proposito di once only. Cioè, io devo chiedere un contributo. Molti comuni chiedono allega l'ISEE. È sbagliato. Io dichiaro di essere a posto con i requisiti e poi voi fate la verifica con l'INPS se il mio ISEE è congruo. Ma non devo essere io. Cioè, il principio once only è quando una pubblica amministrazione ha un documento di un cittadino, di default lo mette a disposizione di tutte le altre pubbliche amministrazioni. Il cittadino non lo presenta più. L'ISEE c'è la l'INPS, non dovete chiederlo al cittadino. Fate una verifica ex post. A Vianello dovete dire nel modulo dichiara che tu sei a posto. Ok? È Cioè tu non un po' alleghi. come il DURC, è un po' come il DURC, È come il Michele. DURC, è come il DURC. Poi io sono un po' vittima di DURC perché non sempre le banche dati le aggiornano.
soprattutto quando non si parlano INPS e Agenzia delle Entrate, ma vabbè, non voglio fare polemiche in Però voglio questa... dire, il concetto è quello, il DURC non lo chiedo più Certo. alle aziende, vado io Oh, a chiedermelo. vado io a verificarlo, perché devi chiedere te le marche da bollo. Nel modulo di SPID tu metti lo spazietto dove scrivi, digiti il numero della marca da bollo, e questo implica l'annullamento virtuale. Cioè togliamo via tutte queste parti, aggiungi. Piattaforma Nazionale Dati nasce anche per questo, no? Per favorire once only. Quindi state attenti, perché poi questo dal punto di vista della usability per il cittadino è un bel passo in avanti. No? Diventa un bel passo in avanti perché non ci costringe più a fare passaggi defatiganti. Questa è, vabbè, questa è, ve l'avevo già fatta vedere prima, ma la riprendiamo adesso. Il tema della scheda per richiedere l'appuntamento. Ricordatevi, schede appuntamento va direttamente all'ufficio competente, deve andare direttamente all'ufficio competente, però ricordatevi, implica una gestione del back office che tiene conto degli appuntamenti fatti dal sito. Questo dovete fare un lavoro organizzativo verso i vostri colleghi, perché non appena mettete online la possibilità di appuntamenti per approfondire o anche materialmente per portare l'istanza, nel caso l'istanza sia stata scaricata, è evidente che l'ufficio deve fare una verifica sul back office digitale e organizzare la loro attività di front direttamente sulla base dei cosi digitali. Qui vabbè è come deve essere fatta, è come l'ho fatta io, nome e cognome, ho messo la mia mail, eccetera, quindi niente di particolare. Questa è, ma ve l'ho già fatta vedere prima, la parte di, diciamo così, di gradimento che voi dovete fare. Anche questa, ecco qui, per entrare un po' più del merito anche dei laboratori. Voi avete 3 strumenti che dovrete mettere in connessione strettamente fra di loro. Meglio 4 se volete. Questo tema del gradimento di ogni singolo servizio, che è il primo punto più importante, più rilevante. Quindi questa sezione va in una qualche maniera monitorata. Poi ed è il gradimento di ogni singola pagina. E poi voi avete il Web Analytics Italia. Poi voi avete, quarta parte, il Lightroom che abbiamo visto, e poi avete ancora quei feedback di accessibilità che sono obbligatori sui vostri siti. Quindi anche al fine di dare una valutazione sul sito, dovete sempre lavorare su diversi strumenti. Gradimento di ogni pagina. Attenzione, non è il gradimento del vostro collega, che non venga scambiata per questo. Il cittadino non sta dando il gradimento se è stato trattato bene allo sportello. Il cittadino sta dando il gradimento sulla usability della pagina servizio. Quindi a volte le indicazioni non erano chiare, non erano complete, eccetera, eccetera. Web Analytics Italia, poi lo vedremo bene prossima volta, è quello che ci consente di verificare, diciamo così, la usability di singole pagine o di singoli servizi e soprattutto i comportamenti, verifica i comportamenti. Lightroom è quello che vi consente di vedere l'allineamento
del sito alle linee guida, e nell'allineamento alle linee guida c'è una componente che è anche la usabilità, e ovviamente poi voi avrete costantemente i feedback sull'accessibilità, per cui il diritto del cittadino, nel caso una pagina non sia accessibile, di comunicare. Poi vedremo meglio prossima volta. Dovete prendere come metodo il fatto che ogni 6 mesi vanno messe in connessione queste diverse componenti, e ne vanno tratti, oltre al report, quello di Web Analytics Italia, che però è un report parziale, dei report intelligenti, cioè dei report dove si mettono in connessione questi diversi dati. Per capirci, se da Web Analytics Italia noi vediamo che una determinata pagina o è scarsamente visitata, oppure il cittadino ci va ma esce dopo un secondo, dobbiamo andare a verificare se, ad esempio, esistono schede di gradimento e servizio negative, perché può essere che lui esce dopo un secondo o perché non gli interessa o perché è assolutamente incomprensibile, e quindi magari chiede l'appuntamento. Quindi questi dati vanno messi in strettissima connessione fra di loro. Ricordatevi che la norma, le linee guida ci dicono che se Lightroom dà quella valutazione, soprattutto nella parte velocità, inferiore a 50, voi siete obbligati a fare e pubblicare un piano di miglioramento del sito. Ora, indipendentemente dalla norma, avere un costante piano di aggiornamento del sito è una cosa che dovreste fare costantemente. E insisto, poi lo vedremo anche questo, vedremo meglio prossima lezione. Piano di aggiornamento del sito riguarda l'RTD nelle parti strettamente informatiche, ma penso ad esempio un comune come Verona, l'RTD parla costantemente con l'ufficio stampa, che a Verona è quello che ad esempio governa molto i contenuti. Quindi deve essere un lavoro interoperabile, un lavoro di relazioni molto forti fra i diversi settori. Avete osservazioni? Sono stato chiaro su questo? Poi insisto, lo vedremo meglio, vediamo in chat. Ok, non so attivare l'auto, scusami, Lighthouse, scusami, abbiate pazienza. Non siete i primi, non è il primo webinar della mia giornata, ho cominciato molto presto, quindi all'una anch'io do qualche numero. È Lighthouse, scusatemi, abbiate pazienza. Hai fatto bene, sì. Raffaella, a dirmelo. Okay. Lighthouse, scusate. No, non sei tu ignorante, ho proprio sbagliato io. Scusate, momento di Michele, defiance mia. Prego. quindi insomma, diciamo, il sistema, insomma, l'approccio che consigli tu, insomma, che è un po' anche dettato anche dalle norme, è quello di utilizzare gli strumenti che abbiamo visto per monitorare, questo delle pagine per monitorare i contenuti, giusto? Sì. Quello di Web Analytics per monitorare i Certo. Lightroom, diciamo in senso Lighthouse, Lighthouse per l'usabilità, quindi sostanzialmente ci aiuta il tempo di risposta, il fatto che il sito sia esattamente, sì. poi in realtà il tema è molto più ampio, poi ci dà già qualche indicazione, e poi c'è l'accessibilità con i feedback che ci aiuta alle segnalazioni, ma in realtà anche tutto i test di accessibilità che vengono fatti quando si fa la dichiarazione va diciamo a comporre la quarta diciamo attività di monitoraggio. Tutto questo diciamo in alla realtà, fine scusa Nicola, sì. potremmo aggiungere un quinto elemento che è legato al feed di accessibilità, che è l'utilizzo di Mauve. Sì, che diciamo che il tema è sempre esatto, è un kit e specifico, Mauve. esatto, che è uno kit tecnico, insomma, per poterlo. Queste cose permettono di fare una valutazione, diciamo, nel tempo, quindi periodica del Sì. sito, e sulla base degli esiti di questo, diciamo, creare
un piano di miglioramento continuo e Costante. fissando degli obiettivi annuali Perché la mia osservazione è sempre la mia prima slide, il sito è un Sì, cantiere. sì. Cioè non Esatto. dovete mai pensare che il sito è una roba acquisita per sempre. Il sito è un vero, cioè il sito come lo concepisco io, ma che è agile e così via, porta d'accesso ai servizi. Per il sito è porta d'accesso ai servizi e alle informazioni, perché ci siamo dimenticati della 33. Per cui io ad esempio non dovrei neanche più fare la richiesta d'accesso agli atti. Io dovrei poter accedere via area personale, dovrei poter accedere direttamente ai miei documenti dei miei procedimenti e potermeli scaricare. Non dovrei neanche più venire da voi a chiederli. Chiedo il passato se è cartaceo, ma ciò che è fatto secondo CAD è tutto originale digitale, quindi io dovrei potermi scaricare tutti questi documenti e voi dovreste conservarli per me. Quindi io consiglierei anche a fine laboratori che già i nostri baldi colleghi che ci stanno ascoltando comincino già, poi prossima volta magari cominciamo già a introdurli, anche usando il Lighthouse per singole pagine, quindi quello che abbiamo fatto vedere di Google, oltre a quello più generale, così che abbiamo una possibilità di analizzare un po' meglio. Io mi fermerei per adesso, poi prossima volta vi faccio vedere anche altre cose che ritengo interessanti, perché ad esempio il tema non ho affrontato con voi il tema dei tag, perché questo è ugualmente punto obbligatorio e vedo i comuni molto, scusate il termine un po' volgare, incasinati su questo tema della tassonomia. Perché ad esempio abbiamo visto prima a Verona una tassonomia che non c'entra niente con quella nuova. Ok, quindi avevamo anche in sospeso i contenuti, no? Esattamente. Qual è l'approccio anche del comunicativo che deve essere fatto nei contenuti e come che il testo deve essere insomma semplice, diretto, Sì. con quelle regoline che sono state anche quel decalogo dato. Tassonomia, contenuti e poi vedere questo tema, contenuti per cosa? Perché oggi abbiamo visto il tema, ad esempio, dei siti minori. Se è un sito di turismo, anche i social sono totalmente diversi. C'è niente da fare. Non puoi più usare i social di prima. Vabbè, vediamo la prossima volta sta parte qua. Benissimo. Allora, intanto ti ringrazio per Ma di che, grazie a voi. Scusate l'interruzione col postino, ma dovevo beccare una raccomandata. Va bene, ringraziamo tutti i partecipanti che ci hanno seguito fino adesso e ringraziamo anche Federica che ci ha assistito nella regia. Naturalmente la registrazione vi verrà messa a disposizione il prima possibile, conto entro venerdì. Quella di oggi, scusate, quella della volta scorsa è stata pubblicata, per cui la trovate anche dentro la mail extranet, quindi andate nell'area pubblica sotto la voce del webinar, con la data insomma, del webinar della volta scorsa, e troverete la miniatura del video con quindi un accesso diretto. Direi che abbiamo detto tutto quanto, vi aspettiamo come sempre la prossima volta e un saluto a tutti quanti. Saluti, arrivederci. Ciao Nicola, buon lavoro. Ciao Federica. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci a tutti.